Contagi nel Veneto, sfondato anche il tetto degli 8.000 in 24 ore, sale la pressione ospedaliera. Se il trend dovesse continuare entro il 10 gennaio passiamo in arancione, dice Zaia. Mattinata di massima allerta all'hub vaccinale di Villorba, dove ignoti all'ingresso della struttura hanno posizionato una bombola di GPL poi risultata vuota. Per l'ULSS-2 gesto grave dal sapore intimidatorio. La pandemia non ferma l'attività dell'Istituto Oncologico Veneto, malgrado l'emergenza sanitaria nel 2021 aumentati interventi chirurgici e trattamenti di chemioterapia. Violenta aggressione in zona Fiera Padova. Nel pomeriggio una donna è stata presa a bastonate da uno straniero, un trentenne pakistano, che è stato poi fermato dalla polizia e denunciato. L'aumento dei contagi rischia di far saltare molti veglioni organizzati dai ristoratori padovani, un'ulteriore colpa ad un settore che da inizio pandemia ha subito restrizioni. Il loro appello alle istituzioni. Per allontanare i piccioni dagli ospedali, l'azienda sanitaria di Belluno impiegherà dalla prossima primavera dei rapaci. A occuparsene sarà un falconiere di Cison di Valmarino. Campionati di calcio dilettantistici sospesi dalla promozione in giù, compresa l'attività giovanile. Si torna in campo il 30 gennaio, stop ad Amichevoli e Cortei, il Super Green Pass per accedere agli spogliatoi. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, l'avete sentito, record di contagi. Nel Veneto sfondato anche il tetto degli 8.000 in 24 ore, sale la pressione ospedaliera. Se dovesse continuare questo trend entro il 10 gennaio passiamo in arancione. 8.666 positivi in sole 24 ore, nuovo record per il Veneto dall'inizio della pandemia, dopo gli oltre 7.000 contagiati di ieri. La provincia di Treviso continua ad essere la maglia nera con 1.635 nuovi contagiati, seguita da Venezia e Padova. Il Natale non ha certo aiutato. Se noi guardiamo la storia dei ricoveri, sono tutte persone che si sono infettate negli ultimi 4-5 giorni, non gente che sta lì. Quindi anche tutte le infezioni di questi giorni che si rendono evidenti, quindi si vede anche che si è molto abbreviato il tempo dell'evidenza dell'infezione. Quindi stiamo raccogliendo adesso la fase natalizia. Se i cittadini non hanno capito come comportarsi, raccoglieremo anche quella di fine anno. Una situazione che preoccupa non poco, anche perché il Presidente è chiaro: se continuiamo con questo trend, entro il 10 gennaio passiamo in zona arancione, un cambio che comporterebbe maggiori limitazioni per i Novax, pressione anche sul fronte ospedaliero. Oggi abbiamo 138, ieri era negativo il ricovero. Io penso che fino all'Epifania si ballerà, insomma. Sarebbe già oro pensare di arrivare a metà gennaio e avere un inizio di discesa. Ovvio che oggi abbiamo i contagiati, fra qualche giorno abbiamo i ricoverati, dovete sempre ragionare in questa maniera. Vi ricordo che l'altro ieri vi ho detto che con 800 più o meno ricoverati in più, noi passiamo in zona arancione. 1480 persone ricoverate più 138, 190 si trovano in terapia intensiva. In isolamento nel Veneto, altro dato significativo, sono ben 80.456. Non solo si torna a parlare della questione tamponi, sono stati effettuati complessivamente 8.238.558 tamponi molecolari e 13.285.760 tamponi antigenici. Una pressione insostenibile ormai. Bisogna cambiare le regole sulla quarantena e sui tamponi per non bloccare l'Italia. Dobbiamo prendere atto che c'è un punto di non ritorno ormai, oltre al fatto che non possiamo mettere in quarantena mezza Italia, se no vuol dire che è meglio facciano il lockdown e fanno una quarantena obbligatoria per tutti, ma questo noi non lo vogliamo. Mattinata di massima allerta all'hub vaccinale di Villorba, dove ignoti all'ingresso della struttura hanno posizionato una bombola di GPL poi risultata vuota. Si indaga a 360 gradi di un gesto grave e dal sapore intimidatorio. Parla il direttore generale dell'ULSS-2 Benazzi, depositato una denuncia contro ignoti. Il nostro direttore di dipartimento è andato
ovviamente a sporgere denuncia perché contro ignoti, perché credo sia il caso ovviamente di stigmatizzare queste azioni che non sono certe azioni civili. Per la direzione generale dell'ULSS 2 non ci sono dubbi, quella bombola scaricata all'ingresso del lab vaccinale di Villorba non è il gesto di un ecofurbo, ma di qualcuno che vuole soffiare sul fuoco della protesta Novax, da qui la denuncia contro ignoti. Più che procurato allarme è veramente un atto che potrebbe diventare un atto anche pericoloso, perché se la bombola fosse stata piena e fosse poi successo un contatto, qualcosa, e fosse scoppiata, evidentemente forse anche qualcuno ci rimetteva la vita. Nei miei ricordi di solito le bombole quando si consumano vengono restituite a chi ovviamente poi le vende, perché vengono ricaricate, quindi mi pare proprio un atto premeditato. La segnalazione parte di prima mattina da alcuni operatori sanitari pronti a prendere servizio. Quella bombola posizionata a pochi metri dall'entrata del lab in via della Cartiera è quantomeno sospetta. Viene allertata la questura, pochi minuti dopo arrivano i vigili del fuoco che mettono in sicurezza l'area. Interviene anche una pattuglia dei carabinieri sul posto per seguire da vicino le operazioni il sindaco Soligo, che si vota alla massima cautela. Tutto quello che posso dire è quello, spero sia un abbandono o rifiuto come tanti altri, e qui mi fermo perché adesso le indagini sono in capo alla Digos. Primo cittadino che si rivolge direttamente al responsabile. Si faccia avanti o perlomeno si faccia capire che è un abbandono di rifiuto. Mi auguro che non sia quello che tutti sospettiamo. Nel corso della mattinata i pompieri accertano che la bombola dal peso di 15 kg è vuota e in questo momento, poco dopo le 11:30, che viene posta sotto sequestro e prelevata dagli agenti della Digos. Amaro il commento del presidente del Veneto Luca Zaia nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Ferrofini. Hanno i filmati, tutto, adesso speriamo bene. Se a voi sembra normale che per occuparsi della salute dei cittadini dobbiamo essere in questa situazione? Il gesto, almeno fino al tardo pomeriggio, non è stato rivendicato. Sorvegliati speciali in queste ore anche i social. La pandemia non ferma l'attività dell'Istituto Oncologico Veneto. Nel 2021 aumentati interventi chirurgici e trattamenti di chemioterapia. 19.000 dosi di vaccino Covid somministrate a dipendenti e pazienti. Ad un anno dall'inizio della campagna vaccinale, l'Istituto Oncologico Veneto, con le sue due sedi di Padova e Castelfranco, non conta cluster né tra il personale sanitario né tra i pazienti oncologici seguiti. 3.500 di questi hanno già ricevuto anche la terza dose booster. Un'attività, quella dello IOV, che non si è mai fermata nonostante la pandemia. Anzi, nel 2021 sono aumentati sia gli interventi chirurgici eseguiti, più 11% rispetto al 2020, che le prestazioni ambulatoriali di chemioterapia, più 8% rispetto all'anno scorso. Nel 2021 sono state quasi 400.000 le prestazioni erogate. Quest'anno abbiamo erogato quasi 400.000 prestazioni, esattamente 397.000, a fronte delle 352.000 dell'anno scorso. Anche qui la crescita è distribuita in modo quasi equanime tra la zona di Padova e Castelfranco Veneto. I tempi d'attesa sono tutti mantenuti entro gli standard che vengono richiesti dai monitoraggi e dagli obiettivi regionali e nazionali. La situazione dei posti letto a Padova è stabile, mentre nel corso del 2021 sono stati potenziati a Castelfranco Veneto con l'apertura del nuovo reparto di Week Surgery, che conta 25 nuovi posti letto. Sempre a Castelfranco Veneto l'arrivo di uno specialista ha reso possibile il follow-up in sede per i pazienti che hanno subito il trapianto di midollo. Ma il 2021 per lo IOV è stato anche un anno importante per gli investimenti che riguardano il potenziamento delle strumentazioni, l'arrivo del robot Da Vinci e l'acquisto di nuovi acceleratori lineari per la radioterapia. A Padova ne entrerà in funzione un altro nel settembre del 2022, mentre a giugno sarà la volta di Schiavonia. Tra gli investimenti che sono già stati definiti e anche deliberati c'è il terzo acceleratore a Schiavonia, quindi passeremo da 2 a 3. Il terzo acceleratore a Schiavonia entrerà in funzione a giugno. Quindi questo è un dato certo e quindi l'attività nell'area della radioterapia di Schiavonia avrà un aumento di sicuro. Lo IOV inoltre ha avviato 68 nuovi studi sperimentali con 870 pazienti in trattamento.
Ed ora parliamo del rientro degli studenti a scuola a gennaio. Carmela Palumbo, dirigente dell'ufficio scolastico regionale, dice: dati alla mano dovremo poi prendere decisioni chirurgiche assieme alla regione. Sappiamo che la situazione dei contagi nella fascia 0-20 è molto incidente su tutta la popolazione, perché siamo al 26%, quindi più di un quarto dei contagiati giornalmente sono nella fascia dell'età scolare. Basti pensare che prima delle vacanze di Natale nel Veneto oltre 1000 classi erano in quarantena, numeri che fanno riflettere che saranno analizzati nel dettaglio prima del rientro a scuola a gennaio. Questo significa che su un livello regionale di oltre 8.600 contagi, quale mi sembra essere il dato di oggi, vuol dire avere più di 2.200 di questi contagi che riguardano la fascia di età 0-20, 0-19, e di questi la metà riguarda peraltro la scuola primaria. Insomma, il rientro rimane con un punto interrogativo. Il rischio DAD, se continueranno questi numeri e questi contagi, è sempre più vicino. Subito dopo l'Epifania saranno presi in mano i dati dei contagi nella fascia di età 0-19 anni. Solo dopo Capodanno si potrà capire come riprenderà la scuola. Abbiamo il nostro vantaggio, diciamo così, il fatto che il calendario non fissa la ripartenza il 7, ma ci dà quei 3 giorni in più che sono utili per capire il da farsi, ma credo che dovremo effettivamente ragionare coi dati che avremo intorno all'Epifania. Dati alla mano valuteremo cosa fare, dice ancora la Palumbo, con decisioni chirurgiche che prenderemo assieme alla Regione. Siamo alla cronaca: violenta aggressione, zona fiera a Padova, una donna è stata presa a bastonate da uno straniero. Ha colpito a bastonate una donna che camminava da sola in strada. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio in via Tommaseo a Padova. L'aggressore è un 30enne pakistano che è stato bloccato poco lontano dalla polizia. Lo straniero si aggirava in strada nei pressi della fiera impugnando un bastone di legno quando ha incrociato la donna che a piedi percorreva da sola via Tommaseo. L'ha raggiunta colpendola su un fianco. Gli agenti intervenuti hanno raccolto le testimonianze dei passanti che hanno assistito alla scena e hanno accompagnato la vittima, una dominicana di 45 anni, in pronto soccorso. Il pakistano, regolare in Italia, non ha precedenti ed è stato indagato e portato in ospedale per un consulto psichiatrico. L'anno si chiude ancora con episodi di violenza nei confronti delle donne. In Umbria un uomo di 27 anni, originario del Veneto, con la scusa di voler consegnare il regalo di Natale alla sua ex, l'ha convinta a salire a bordo della sua auto e l'ha sequestrata. Poi ha tentato di violentarla prima di venire bloccato dalla polizia stradale lungo la 1 nei pressi di Orvieto. L'uomo è stato arrestato per sequestro di persona e violenza sessuale e lesioni. È stato invece arrestato dagli agenti delle volanti di Verona un 35enne accusato di maltrattamenti in famiglia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La segnalazione alla polizia è arrivata proprio dalla vittima, una donna che ha raccontato di essere stata ripetutamente minacciata dal compagno con un coltello a serramanico. Alla vista degli operatori, l'uomo, dopo aver gettato fuori dalla finestra l'arma, ha assunto un atteggiamento aggressivo anche nei confronti degli agenti. Dopo la convalida dell'arresto, il GIP ha disposto la misura della custodia cautelare nel carcere di Padova. E si è svolto oggi pomeriggio a Orsago il funerale di Margherita Lotti, la 30enne è morta tragicamente alla vigilia di Natale. Celebrati oggi alle 15 alla parrocchia di Orsago i funerali di Margherita Lotti, la 30enne morta tragicamente investita dall'auto di un imprenditore di Conegliano, risultato poi ubriaco sul cavalcavia a San Vendemiano alla vigilia di Natale. In moltissimi hanno riempito il piazzale della chiesa e si sono stretti attorno alla famiglia, a mamma Alberta, a papà Leonio e alla sorella Valentina. Tanti gli amici giunti per dare l'ultimo saluto a lei che era un'amica speciale, una donna indipendente, dall'animo generoso e originale. La gente muore solo quando viene dimenticata. Se saprai ricordarmi, sarò sempre con te. Attraverso questa citazione, Marghe, io ti darò vita dei miei pensieri, avrai luce dei miei ricordi. Mi farei ridere e qualche volta anche piangere. Ti riempirò di domande, dubbi e riflessioni, ti chiederò consigli e opinioni. Sarei la protagonista di tanti racconti e perché no, anche l'eroina di molte avventure. Tu, Marghe, vivrai sempre. Io nel mio piccolo ti darò la luce e tu la darai a me.
come fanno le vere amiche. Ciao Marghe, a più tardi. Custode di quella immaginazione che caratterizza chi non smette mai di sognare, Margherita sapeva vivere una vita non noiosa, sempre arricchita da un pizzico di originalità, pur restando fedele ai suoi ideali e a se stessa. Passare i pomeriggi a casa tua era uno spasso. Tra pasta di sale, gioia all'infimo, bracciali e lavoretti da vendere ai tuoi vicini, ne avevi sempre una di nuova. E poi finalmente arrivava il momento che tutti aspettavamo, la merenda. Dispensava i quintali di crostatine che avrebbero sfamato un intero esercito. In quanto vera artista, ti era anche concesso di saltare persino le ore della Ciciliotta per dedicarti al nostro murales nell'aula magna delle scuole medie di Orsago. Ci abbiamo messo ore, giorni e settimane per completare quell'opera d'arte che rappresenta tutti noi della classe 91 e che è ancora lì, indelebile. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, avanti con la cittadella dello sport, la nuova stazione di Mestre, la nuova questura di Marghera. È un Brugnaro a tutto tondo quello che sogna di realizzare il Carnevale 2022 compatibilmente con la pandemia, dice, e che vorrebbe Mario Draghi Presidente della Repubblica, così nel discorso di fine anno. L'Italia per ripartire ha bisogno di Mario Draghi al Colle, così il primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro. Secondo me Mario Draghi è perfetto per il Quirinale e sarebbe un primo semipresidenzialismo, perché non credo che si farebbe dettare l'agenda da nessuno e secondo me potrebbe essere votato da tanti. Dalle nuove strategie di politica industriale ed energetica per lo stivale alle politiche cittadine, con i fondi assegnati dal PNRR alla città metropolitana di Venezia. Sono di 158 milioni. Noi ne abbiamo destinato 50 milioni perché è il progetto minimo alla cittadella dello sport. Ripeto, 50 milioni. Gli altri vengono divisi, soldi vengono divisi tra tutti i 44 comuni della città sulla base della popolazione. C'è una tabella e lì vengono fuori le varie risorse. È l'unica città metropolitana d'Italia che non ha uno stadio, non ha un palazzetto dello sport. Siamo riusciti a fare 11-12 musei, ne abbiamo aperto un altro a Mestre, che tra l'altro l'M9 è costato 120 milioni. Il punto sul progetto della nuova città dello sport con il nuovo stadio per Venezia. Da conti che abbiamo fatto noi costerà circa 250 milioni di euro. Città dello sport vuol dire stadio, vuol dire palazzetto dello sport e vuol dire piscina olimpionica. Più delle altre attività volevamo fare come diciamo centro studentesco, adesso da capire in che senso, ma abbiamo in mente qualcosa. Dallo stadio infine alla sicurezza con la progettazione della nuova questura di Marghera. Oggi in giunta abbiamo approvato e mandato in Consiglio Comunale, abbiamo adottato la variante, quella che prevede la questura, che è sempre dietro lì in via Uloa, per cui quell'area avrà un grande ritorno edilizio. Un falconiere allontanerà i piccioni dagli ospedali bellunesi. Questa è l'iniziativa adottata dall'ULSS 1 Dolomiti per arginare il fenomeno della riproduzione dei volatili, diventata negli anni un problema. L'ULSS 1 ha affidato l'incarico ad un falconiere professionista. Il servizio, il cui valore è stimato in 17.000 euro, prevede la mappatura degli edifici per il calcolo della densità nella popolazione dei piccioni, indirettamente delle coppie riproduttive residenti. Il volo dei falchi ammaestrati allontanerà gli individui indesiderati, mentre si procederà alla rimozione dei nidi dagli stabili. Ci spostiamo nel Padovano. L'aumento dei contagi rischia di far saltare molti veglioni e cenoni organizzati dai ristoratori padovani, un ulteriore colpo ad un settore che da inizio pandemia ha subito restrizioni e chiusure. L'appello alle istituzioni. È un capodanno certamente inedito quello che si trovano ad affrontare i titolari dei pubblici esercizi, perché contrariamente all'anno scorso le attività sono aperte, si possono frequentare appunto i ristoranti per il veglione di Capodanno, però dall'altro lato l'impennarsi dei contagi porta le persone a non prenotare o a disdettare appunto i cenoni
dell'ultimo dell'anno qualora fossero stati prenotati. Questo è lo scenario che si trovano ad affrontare i ristoratori padovani in vista dei veglioni di Capodanno. Le attività hanno già iniziato a fare scorte per gestire le tradizionali cene dell'ultimo dell'anno, facendo investimenti anche se le presenze saranno meno delle potenzialità. Alcuni ristoratori stanno addirittura scegliendo di non aprire e dedicarsi all'asporto. È un servizio, quello per asporto, che tutto sommato aiuta le imprese a muovere un po' il fatturato, però non tutti possono proporlo perché dipende molto dall'ubicazione geografica dei ristoranti. È chiaro che se c'è un ristorante sperduto nella campagna o che si trova magari sulla cima di qualche collina dei nostri colli euganei, il servizio per asporto o di consegna a domicilio purtroppo non sono praticabili. L'Associazione dei Pubblici Esercizi torna a chiedere con forza misure compensative ed un incontro con il Presidente della Regione per illustrare le difficoltà che sta affrontando il comparto. L'appello del Presidente di APP, Erminio Laimo, e del Segretario Filippo Segato è ad una mobilitazione di tutta la classe politica padovana e veneta per tutelare il lavoro di baristi e ristoratori. Chiediamo ad esempio il prolungamento della moratoria sui mutui, il rinnovo della cassa integrazione Covid per le imprese che non possono beneficiare della cassa integrazione ordinaria e la erogazione di contributi e indennizi speciali, così come è già successo nel 2020 e 2021 per i pubblici esercizi, crediti d'imposta e altre iniziative che consentano alle imprese di sopravvivere per i prossimi mesi. Questo noi ci attendiamo dai nostri responsabili e referenti politici e auspichiamo che vengano prese presto in considerazione le nostre legittime richieste. Campionati di calcio dilettantistici sospesi dalla promozione in giù, compresa l'attività giovanile. Si torna in campo il 30 gennaio, stop ad amichevoli e cortei e Super Green Pass per accedere agli spogliatoi. L'ufficialità, arrivata poco prima di Natale, non è stata una sorpresa per tesserati e addetti ai lavori. Campionati di calcio dilettantistici sospesi dalla promozione in giù, compresa l'attività giovanile. Il Comitato regionale Veneto ha posticipato, verosimilmente a fine stagione, le prime 3 giornate dei gironi di ritorno. Si torna in campo dunque il 30 gennaio con la 4ª giornata prevista in calendario. Nel frattempo stop anche agli allenamenti congiunti, partite amichevoli e tornei. La novità riguarda l'accesso agli spogliatoi per chi svolge attività sportiva. Poche ore fa è stata pubblicata una nota governativa che stabilisce come necessario il possesso del Super Green Pass o guarigione dal Covid per accedere agli spogliatoi. Il tutto a partire dal 10 gennaio 2022. Federazione e comitati regionali restano tuttavia in attesa del nuovo protocollo sportivo previsto per inizio gennaio e confidano in una deroga su quanto stabilito dal governo. In caso contrario, spogliatoi e luoghi chiusi saranno off limits per chi non è vaccinato o guarito dal Covid. Ed ora ci spostiamo nel veneziano. Nei nostri studi ci ha raggiunto il duo comico veneziano Carlo e Giorgio. Tracciano un bilancio di quest'anno ormai al termine e raccontano il loro capodanno senza skei. Quando tornate a casa e siete già a casa, fate una carezza ai vostri figli. No. Io direi di non sbilanciarci, perché è meglio non andare oltre il 31 il primo, perché gli anni scorsi ci hanno insegnato che dire il prossimo anno sarà. Diciamo solo che il prossimo anno troppe cose si sono dette, meglio Star City e aspettiamo il nuovo anno con molta fiducia e molto ottimismo. Però vi vogliamo bene. Oro. Non so, se vuoi. Com'è andata? Non lo so, dimmi te. Mi sembra bene. Va bene, come chiusa, va bene così. Ma volete dire qualcos'altro? Cosa? Anzi no, però devo dire, facciamo questa roba qua che la metti inciso, perché se è vero, anche abbiamo detto non lavoriamo, ma non è vero che non lavoriamo anche tantissimo adesso. Se vuoi metterla prima. Vai. La diciamo adesso? Sì. Diciamo, non lavoriamo. In realtà non è vero che non lavoriamo, perché da quando c'è stata questa pandemia non abbiamo mai lavorato così tanto. Esatto. Perché siamo stati costretti ad inventarci qualsiasi tipo di cosa, sketch, video, comunicazione sui social, il video, la TV, eccetera. Però naturalmente la nostra casa, tra virgolette, è il teatro e a quello speriamo di tornare in maniera più continuativa, più costante, al più presto. Certo, si lavora tanto, però in sintesi è sempre senza schemi.
Ma ci dicono tutti che bisogna investire nei momenti di crisi, no? Speriamo. E chi semina raccoglie, si dice. Esatto. Però se semini vento raccogli tempesta. No, dai, lo stiamo seminando bene. Speriamo di seminare bene, dai, speriamo. Evviva. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie davvero per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Casa Cazon, profumi e sapori in una fetta di Veneto. Bentrovati al meteo. Alta pressione sull'Italia, ciò significa tempo stabile con qualche nebbia e soprattutto con il clima che si stravolge. Vediamo la situazione nel dettaglio di giovedì 30 dicembre. Sul Veneto sarà asciutto ovunque, sulle zone montane e pedemontane ampio soleggiamento. Nubi basse, foschie e nebbie in qualche fondovalle prealpino durante le ore più fredde. Stesso scenario in pianura, dove al mattino e dopo il tramonto avremo nebbie estese, solo in parziale dissolvimento durante le ore centrali. Marcata inversione termica con temperature ancora in aumento, minime tra -1 e 4 gradi, massime invece tra i 7 e i 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia la situazione, prevale il sole nelle ore centrali della giornata, qualche nube bassa poi in pianura al mattino. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime sui 9-12 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, tanto sole ovunque anche qui, salvo per qualche piovasco sui settori alpini di confine al mattino. Temperature minime intorno a 0-5 gradi, massime sui 10-12 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Casa Cazon, l'arte di fare i salumi, viene da molte fette fa.